9.39, ritorniamo in diretta in questo venerdì. Andiamo subito a dare il benvenuto a Daniela Noli, la nostra pedagogista. Buongiorno Daniela. Buongiorno. Prima però di chiacchierare con Daniela andiamo a salutare i nostri amici da WhatsApp. 391 414 2741. C'è un messaggio bellissimo, questo di Luisa: oggi sono a casa e ne approfitto per farvi gli auguri di Pasqua a tutti voi. Questo forse l'abbiamo già anche letto, sono Luisa, si è firmata ora. Questo è uno di quelli che abbiamo anche letto precedentemente, ma questo è bellissimo. I due di Via Venturi, questo è un rapper che ci manda sto messaggio. Secondo me le rime, senta le rime, sono belli duri come muri. Ti fanno divertire con modi da futuri, che non ho capito questa che rima è. Hanno la simpatia dei paguri e saltano come canguri quando affrontano gli argomenti dei guri. Rime forzate, ma per dire grazie della compagnia, complimenti. Ciao da Highlander, vorrei soprattutto sottolineare come è stato scritto Highlander 72, complimenti, devo dire un colpo di genio. Va bene, detto ciò, grazie. Comunque, al di là dell'Highlander ne rimarrà solo uno ed è lui. Ecco l'ultimo. L'ultimo dei moicani, dei miei cani. L'ultimo dei moicani. Andiamo da Daniela. Allora Daniela, rituffiamoci. Con quante L, scusi Daniela? 20 L. Perché io sono pneumatico. No, lei è pneumatico, gliel'ho già detto. Rafforzativo. Parliamo di una cosa seria adesso, per favore. Sì. Il momento è Vogliamo catartico. una sintesi, bravo. Ma quale sintesi? No, una sintesi del tuo Adesso le do un cazzotto e la uccido in questo momento. Daniela. No, scusa Daniela. No, perché in effetti quello che ho fatto. Andresti a confliggere con la pedagogia. Sì, non è colpa. Quello che ho fatto, no, è colpa sua infatti. Quello che ho fatto è quasi come quello del quale stiamo andando a parlare. Stiamo andando per parlare. Anch'io adesso come lui mi sono fatto prendere. No, il bullismo. Io adesso ti do un cazzotto e ti ammazzo. Questo è quello che è il tema di stamattina, perché più e più fatti d'attualità ci portano a raccontare storie di bullismo e di ragazzi che tra risse e scazzottate rimangono o accoltellati o addirittura qualcuno ci lascia anche le penne. Sì, intanto per bullismo va inteso una sistematicità e una reiterazione degli atti nei confronti della vittima, perché molto spesso si parla di ragazzate, si crea confusione su queste due accezioni che sono due cose completamente diverse, perché il bullismo prevede anche una simmetria di relazione con quella che è la vittima, quindi qualcuno che soverchia e in qualche modo incombe sull'altro con atti persecutori che rendono sì che la vittima si senta indifesa e soprattutto sul piano psicologico, vero, il bullismo viene, è vero, no? Poi si riflette ovviamente necessariamente sul piano psicologico, perché la vittima del bullo finisce per essere isolato, per essere denigrato, quindi ha tutta una serie di conseguenze che sono anche in casi estremi molto gravi. Poi il metodo è giocare sulle difficoltà di chi il bullo vuole appunto prendere di mira, perché solitamente sono sempre ragazzi che già di loro hanno magari un po' di timidezza, sono quelli che sono un po' meno fortunati, sono quelli che hanno magari qualche problema di relazione, allora vengono già emarginati quasi automaticamente dalla società, una società anche tra i bambini, tra i ragazzi crudele. Io molto spesso riscontro dei momenti di crudeltà tra i ragazzi incredibili, forse perché non si pensa, quella è un'età nella quale non si pensa troppo, no? Ma diciamo che anche tra i bambini in effetti, se vogliamo, c'è tanta crudeltà, perché per il bambino è molto spontaneo, quindi quello che pensa lo riporta, quello che sente in casa lo riporta. No, vabbè, ma il bambino che dice una cosa magari anche così per ingenuità, ok, ma il ragazzo... No, ma possono essere anche molto cattivi i bambini fra loro. Non sottovalutiamo questo aspetto, perché i casi di bullismo partono veramente dalle scuole primarie, perché c'è un cambio di ruoli all'interno della famiglia, il bambino cresce con l'idea di essere onnipotente perché gli viene concesso tutto all'interno della famiglia, e quindi poi ha degli atteggiamenti nei confronti dei coetanei che sono di prepotenza. Quali sono le prime avvisaglie per i genitori che magari sono in questo momento davanti al teleschermo e si domandano: mio figlio qualche volta qualche atto di questo tipo, qualche reazione un po' fuori dalla normalità l'ha avuta, come posso fermarlo prima che sfoci appunto nel bullismo oppure in comportamenti non proprio da applauso? Cioè stiamo parlando del genitore del bullo? Il genitore, o il genitore del ragazzo che subisce?
No, io dico il genitore del ragazzo che in realtà potrebbe essere il futuro bullo, cioè che capisce che ci sono degli atteggiamenti da parte di suo figlio. Come si può prevenire? Si può o non si certo, può? con l'educazione, assolutamente. Capito. Ma quali sono le prime avvisaglie secondo te che hai magari avuto anche modo di riscontrare su fatti Ma sicuramente accaduti? la prepotenza, basta vedere il bambino, il proprio figlio in un contesto con dei coetanei, si vede subito come si comporta, cioè se tende a Cerca di prevaricare gli prevalere, altri, vero? se cerca appunto di prevalere, se porta via le cose degli altri in modo aggressivo, cioè ci sono dei comportamenti che sono assolutamente riscontrabili e evidenziabili da subito. Questo però ovviamente può succedere con dei genitori attenti, perché spesso e volentieri è proprio il genitore che invece si diverte nel vedere il proprio figlio che in qualche modo esprime questa aggressività. Parliamo per esempio del settore sportivo. Quante volte vediamo il genitore che dice picchialo, ammazzalo, purtroppo lo sport quello, e soprattutto i genitori violenza, che vanno a seguire i figli che fanno sport a un certo livello, magari ma neanche da chissà quali, però basta che ci sia un po' di agonismo e competizione, viene fuori la peggio visione di tutto quello che è il mondo dei genitori. Ecco, purtroppo mi spiace dirlo. Poi ci sono anche genitori bravissimi, ci mancherebbe altro. Non stiamo generalizzando, stiamo parlando di casi specifici. Però io li ho visti attaccati alle reti o anche fuori nelle tribune dei campi da tennis, addirittura fare violenza psicologica nei confronti del proprio figlio. Sì, esatto. Io ho visto scene, guarda, non me ne far dire. No, ma anche, maschio con la violenza, ma anche nei confronti dell'istruttore, dell'allenatore, o anche all'interno delle scuole, perché non dimentichiamoci che il 79% fai finire il concetto. Il 79% dei casi di bullismo avviene proprio all'interno delle scuole. Bravissimo, volevo dire, però ogni tanto leggo quando vengono incriminati i bambini che fanno il bullo, eccetera. Gli insegnanti dicono: non me ne sono accorto mai, ma è possibile, dopo tante denunce, dopo tanta cultura, sono ignavi molti professori. Ma come mai? Quando loro devono per prima capire, oltre a forgiare la cultura, ma anche dare i primi insegnamenti di pedagogia. Dico bene? Non difendo la corporazione, ti prego. Una domanda cruda, ma esige e pretende severità e trasparenza. Se sta zitto magari risponde. Io sono d'accordo in parte, perché la realtà è che noi stiamo sovraccaricando questi insegnanti di qualunque competenza, funzione, pretendiamo che si sostituiscano quasi anche ai genitori. Perché i genitori che cosa vogliono fare? Lo dicevamo anche l'altra volta, gli amici dei figli, quindi non si assumono la responsabilità di dare delle regole. Fra l'altro all'interno delle famiglie, prima almeno le nostre generazioni che cosa avevano? Il padre che dettava le regole, era quello di cui si aveva paura, e la madre ci seguiva quotidianamente. C'era l'autorevolezza. Esatto. Oggi i padri invece stanno delegando tutto un po' alle donne, oppure addirittura stanno instaurando un rapporto di carattere affettivo emotivo, empatico con il figlio, e non si sentono più, non vogliono più fare coloro che dettano le regole, la parte del cattivo. Però questo non va bene, perché c'è l'idea che sono cambiati i tempi, la moda porta a voler fare a farsi dare del tu, a fare i genitori friendly, ad modernizzarsi. A farsi dare del tu tra genitori e figli, ma non esiste. Ma aspetta, il tu tra genitori e figli? No, come o gli insegnanti? chiamarsi per nome, No, gli insegnanti poi non ne parliamo. Ci sono anche insegnanti che si fanno dare del tu, si fanno chiamare per nome. No, ho scoperto anche un'altra cosa, che addirittura ci sono insegnanti che danno il proprio numero di cellulare e si sentono fuori dagli orari scolastici. Magari con tutte le buone intenzioni, però tutto quello che si vuole, però non può essere. Se tu ti vuoi relazionare con gli studenti, ti fai scrivere una creare mail, non dico barriere, ci mancherebbe altro, però delle nette divisioni tra il ruolo di un genitore e di un figlio, tra il ruolo dell'insegnante. Esatto, perché si sono persi un po' di vista questi ruoli fondamentali che fanno sì che l'insegnante abbia il rispetto che deve avere, perché è l'insegnante. Una volta, se tornavi a casa e dicevi la maestra, il professore o il mio insegnante mi ha detto che, non andava il genitore dall'insegnante a dirgli adesso ti do uno schiaffo, mio figlio qui, mio figlio là. Prendevi tu lo scappellotto, che magari poteva anche essere estremo, però comunque al di là di questo, adesso ci dobbiamo fermare per forza. È un ragionamento, o comunque un tema che potremmo stare qua a dibattere per ore e ore e ore. Se volete potete anche voi intervenire, 070 40 91 233 oppure 391 414 2741, eccolo qui il numero di WhatsApp. Tra poco Paolo Corazon per il meteo di questo fine settimana di Pasqua, e poi chiuderemo ancora una volta con la nostra Daniela
Noli e c'è un passo breve, ragazzi, tra il bullismo e il suicidio dei minori, che è una cosa ancora più agghiacciante. Torniamo tra poco. La campanella, visto che parlavamo Caro di Paolo. insegnanti. Ma caro Paolo, cosa? Che dobbiamo ancora mandare la sigla? Ma perché Come lei è non l'abbiamo ubriaco? mandata? No, ma quale sigla? Sì, lei, adesso manda che la è un sigla. famoso siglaiolo, esperto No, di per sigle, cortesia. può mandare la Devi sigla. correggere. Manda la sigla. Ma Mandi, devi correggere mandi, il termine. Quando il sole tornerà. Ragazzi, questo era un. Non l'avete visto, ma Daniela Nori era presente. Che apprezza il mio no, esternare. testimonia la violenza negli stadi del presidente Mameli. Ma Quando stai ci sono le scherzando? telecamere spente o perlomeno non ci vedono, lui mi minaccia. Questa è la cosa. no. Adesso l'abbiamo visto. Abbiamo Paolo visto. Corazon, buongiorno da trebimeteo.com. Buongiorno, Paolo. Buongiorno, io come al solito sono dalla parte del presidente che farebbe solo bene a darti un calcio lì dove non c'è il sole, Grazie, te lo dico fraterno io. amico. Grazie a Paolo Grazie, Corazon a fraterno Trebimeto. amico. Chiudiamo il collegamento. No. Ah, no. Vessatore. Allora, Altro Paolo, qui con la senza il giacca. oggi. presidente, saresti tu in mezzo a una strada, lascia che te lo dica. Sì, Eh, va bene, allora. guarda, adesso io non posso allargarmi perché siamo in ritardo, se no ti direi tante altre cose, ma non lo posso fare qui in questo momento. Ti chiamerò in Andiamo a in vedere il privata tempo, sede. allora. Andiamo, Guardate, no, ma hai buone la giacca notizie. oggi. Hai la La giacca, che è Sardegna successo? sarà una delle zone d'Italia in cui la situazione sarà migliore, quindi questo- tutti questo- contenti. Già adesso il sole splende in tutta la Sardegna e guardate, allora, per questo ponte, giornata di domani, sabato, con il sole un po' dappertutto, solo 4 nuvolette in croce e qualche piovasco, ma poca roba nelle zone interne nel pomeriggio, ma secondo me manco li fa. Poi la giornata di domenica vedrà ancora tempo buono, ma con qualche nuvola in più nel sud della Sardegna e abbiamo messo anche delle piogge, ma anche lì secondo me neanche Manco le bagna fa. l'asfalto, Va quindi bene, va bene. poca roba. E la giornata di Pasquetta lunedì ancora bel tempo, 2 temporalini nell'interno nel pomeriggio, ma anche quelli andarli a cercare. Ma tanto Quindi poi bello. torneremo sull'argomento proprio lunedì mattina, perché non è che tu andrai da chissà quale parte, sarai lì Dove che pronto da vada. Trebimeteo, come noi qui. Zaporrato qua. Bravo, a zappare Grazie. l'orto. Oggi con la giacca, devo dire, in un'eleganza straordinaria. Venerdì Santo e mi sembra Bravo, certo. Anche noi siamo proprio vestiti da venerdì santo. Grazie a Paolo Grazie, Corazon, Paolo. auguri, buona Pasqua, Oh, ci tanti vediamo auguri. lunedì. Ciao. Grazie, ciao Paolo. Ciao. Io non so perché questa coalizione mi sono portato una serpe in casa, io non capisco. È Corazon, eccolo qua. Cioè, eccolo qua, l'abbiamo appena visto. Daniela, è un profeta. torniamo a noi, tanto per parlare del discorso violenza e di risse tra giovani addirittura che si arrivano ad accoltellare. C'era un articolo, magari lo possiamo mettere a monitor, e questo però poi porta appunto, come dicevamo, alla bruttissima piaga dei suicidi giovanili, no? Sì, intanto prima volevo terminare di rispondere Sì. alla domanda che mi è stata posta prima sugli insegnanti Esatto. che... Abbiamo, perché scusate un secondo, Sì. abbiamo 5 minuti alla fine della puntata. So che mi stanno sentendo, ma so che ci stanno vedendo in una posa frizzata. Praticamente c'è un problema sulla macchina. Vabbè, sì. 5 minuti alla fine. Se lo dico in regia, se noi andiamo in pubblicità adesso, vuol dire che finiamo la puntata qui in questo momento. Il problema tecnico non sarà risolvibile nell'arco dei prossimi 5 minuti, quindi o facciamo che questa immagine sia bella da vedere e quindi rimaniamo così e ci ascoltano via audio, perché mancano Vabbè. pochi minuti. No, Sì, andiamo avanti vabbè. sul discorso. Ecco, su questo volevo dire che gli insegnanti non devono sottovalutare il problema del bullismo all'interno della scuola, non aver paura di denunciare o cercare di trovare una mediazione, perché Esatto, ricordiamoci che esatto. esiste anche la mediazione scolastica, e portare anche dei professionisti all'interno, appunto dei pedagogisti che possano intervenire per cercare di risolvere il problema, perché far finta di nulla non fa che Esatto. ulteriormente creare quelle situazioni in cui la vittima continua a subire. Certo. E per quanto riguarda invece i suicidi, è facile che succedano perché purtroppo siamo nell'era di internet, quindi il bullismo
quindi attraverso sistemi informatici. Siamo tornati nel frattempo? No, era una finta. E quindi che cosa succede? Che si amplia il fenomeno, cioè mentre il bullo è sempre identificabile, il cyberbullo può essere anche sotto forma anonima, può creare delle pagine contro delle persone, quindi contro dei coetanei, isolare la vittima. Addirittura ci sono dei ragazzi che cosa fanno per cercare di denigrare il più possibile la vittima destinata, entrano nella pagina, chiedono l'amicizia per esempio attraverso un social network, entrano in amicizia con tutte le amicizie di quella persona e pian piano fanno sì che la perda, perché magari cominciano a mettere in giro voci, la famosa terra bruciata intorno. Esattamente, Ma ci fino a vuole, quando la ci vuole vittima anche si un sente processo isolata. premeditato per far tutto questo, Assolutamente devi essere sì. messo un po' male tu, No, perché no. la volontà di far proprio apposta del male a qualcuno io non riesco a capirla. Molto spesso mi viene proprio difficile, sarà che io sono lontano da questo tipo di atteggiamenti, ma premeditare tutto un processo di violenza psicologica per poi arrivare a indurre uno fragile addirittura al suicidio mi sembra una cosa, il crimine più aberrante. Assolutamente sì, però è anche vero che quello è il ruolo del cyberbullo e del bullo, cioè la prevaricazione, non dimentichiamoci questo. Il social network purtroppo è stato un altro metodo o comunque una carta in più da spendersi per quelli che sono già nella vita normale, anche quella di relazione fisica, non solo virtuale dei social. Sì, solo che le responsabilità e le conseguenze sono amplificate, perché certo, ovviamente non lo controlli, mentre il bullo lo puoi identificare, isolare, fare un programma per recuperarlo, su internet diventa una diffusione talmente vasta. Allora, sta diminuendo nelle scuole? No, anzi sta aumentando. Addirittura? Sta aumentando, è l'unico posto in Europa in cui sono riusciti in qualche modo ad arginare il fenomeno, il Portogallo, ma perché? Perché per esempio hanno sistemato delle telecamere all'interno delle scuole e hanno fatto dei programmi specifici di recupero per far capire che cos'è il bullismo e capire la vittima come può difendersi. Signori, in questa parte finale di puntata dei Due di Via Ventura abbiamo fatto la radio con un'immagine che è quella di noi tre, che è rimasta ed è lì da 5 minuti, ma perché c'è un problema tecnico, ma non potevamo andare in pubblicità perché voleva dire finire la trasmissione e quindi abbiamo preferito farvi compagnia come alla radio in questo caso, e noi ringraziamo e facciamo gli auguri di buona Pasqua a Daniela Noli, che ritroveremo martedì prossimo alle 8:30 e continueremo questo discorso importante per tutti quelli che ci seguono e secondo me bisogna tenere viva l'attenzione sotto questo profilo, perché è solo così che si può riuscire forse a prendere il tempo ad arginarlo. Certo. Grazie al presidente Mameli, buona Pasqua, caro Matteo, altrettanto. uomo dalle 1000 risorse. Grazie in regia a Stefano ciao, a Stefano Perra, scusate, a Gigi Perra e al DJ Fabietto. Grazie di cuore per averci seguito fino a questo momento e anche per questa terza settimana dei Due di Via Venturi, che in questa foto frizzata ma con l'audio ancora in corso vi auguro davvero di cuore la più splendida Pasqua, ma ci troveremo qui puntuali alle 8 a Pasquetta, la mattina di Pasquetta saremo in onda. A lunedì! Buona Pasqua! Buona Pasqua, cari telespettatori!
quando in prima elementare l'insegnante cercavo sì, di pungerla. sì. Sì. Bravo. Sì, con un matita cercavo, perché lei non capisco perché, signor Angione. E allora grazie a Paolo Corazon, siamo tranquilli per il weekend di Pasqua, lo ritroveremo lunedì di Pasquetta perché sempre ai posti di combattimento i duri non mollano. Ma allora, felici. Certo. Torniamo a Daniela. Daniela. Avevi lasciato in sospeso una risposta più approfondita sul tema scuola e insegnanti. Sì, dicevo che le insegnanti devono intervenire, devono non sottovalutare il problema del bullismo all'interno della propria scuola e, se è il caso, anche denunciare, ovviamente dopo aver prima tentato una mediazione tra il bullo e la vittima. Ci sono dei programmi specifici fatti proprio dai pedagogisti, l'AMP è una di queste, potrebbe essere appunto un buon modo per, ripeto, risolvere delle questioni che altrimenti possono degenerare. Il tema di risse delle quali parlavamo nel blocco precedente, se mandiamo in onda facciamo vedere anche questa ultima che è poi di pochi giorni fa, che è legata appunto a questi ragazzi minorenni nel parco nel nord della Sardegna, a Olbia per esattezza. Alla fine della rissa un accoltellamento, un sedicenne è rimasto vittima di questo accoltellamento, non credo sia in pericolo di vita, però questi sono ormai fatti all'ordine del giorno e questi fatti di bullismo che abbiamo raccontato fino a questo momento, comunque questo tipo di atteggiamenti sfociano poi nel prendere di mira qualcuno che rimane addirittura psicologicamente tanto sotto i ferri da addirittura decidere di suicidarsi, perché un'altra piaga terribile è quella del suicidio minorenne, o meglio suicidio dei minorenni. Beh, si può parlare di bullismo solo se c'è la reiterazione degli atti nei confronti della vittima, altrimenti sono altre cose. Ma i social hanno dato una carta in più da giocare. Beh, diciamo che i social amplificano notevolmente il fenomeno e soprattutto mentre il bullo è identificabile, il cyberbullo non lo è, perché può essere anche un anonimo che decide di prendere di mira una vittima, scatenargli il web contro, anche aprendo finte pagine o comunque coinvolgendo tutta una serie di amici che attaccano direttamente o indirettamente la vittima. Ieri mattina, perché poi alla fine non è che bisogna per forza andare oltre i confini diciamo, del bullo che arriva a fare in modo che chi è preso di mira si suicidi, ma abbiamo parlato di una notizia di un cuoco che viveva a Cagliari, ma di Sennor se non sbaglio, che ha circuito delle donne attraverso Facebook. Circuito vuol dire che attraverso complimenti, avance e insomma in qualche maniera carinerie è riuscito a farsi dare dei soldi. Ma come si può? Che truffa, lì più che Cioè ci spostiamo dal campo bullismo, capisco, No, sì, però mi certo. domando come può la rete avere questo potere, ma la gente che problemi ha? Cioè, La gente non ha ancora compreso che il virtuale è una realtà, non è soltanto virtuale. ma se uno ti venisse a fare complimenti come tanti ti faranno perché sei una bellissima donna, tu saresti disposta a dargli addirittura 10.000 euro? Come si può arrivare a questo? No, io veramente li banno direttamente. Ok. Però, No, però dico, mi domando come la psiche anche di Beh, una donna vabbè. magari labile e in quel momento in Certo. difficoltà, però possa addirittura arrivare a mettere la mano al Sì, portafoglio però, e caricare attenzione, su una carta di credito però- 10.000 Sì, euro. ma io non lo vedo come uno scandalo, perché io ho conosciuto tante donne in crisi sentimentale, depresse nel passato,
ad ascoltare qualsiasi cosa, ma pur qua di si trovare parla di una... dare soldi, non Sì, ascoltare. ma pur di trovare un minimo di serenità, No, ma- depresse. Io credo che questi giocano con queste persone. Ma quello infatti è proprio circuire la persona, È circuire, cioè non esatto. è immediato. È ovvio che tu approcci una persona, cerchi di diventare amica, Esatto. crei una confidenza, spesso e volentieri neanche si sa chi c'è dall'altra parte, perché le false identità, si sa, pullulano Siccome nel tu web, sei alla ricerca di e tu serenità. alla fine però in Esatto. qualche modo finisci per fidarti, perché non ti Esatto. rendi conto che comunque stai parlando con qualcuno che sta dietro, che può essere chiunque, e anche per arrivare a fare cose di questo genere. È ovvio che stiamo parlando comunque di persone che Presentano patologie in quel momento. psicologicamente Esatto. sono Deboli, deboli. sono fragili. Sì, sì. Tornando al bullismo invece e soprattutto ai suicidi tra i minorenni, purtroppo in questi tempi, in questi mesi, anni, quante lettere lasciate appunto sui social da figli, da ragazzi distrutti, schiacciati dalla violenza psicologica. Tantissimi, e non si capisce a volte dove siano le famiglie, come facciano a non rendersi conto che il figlio sta subendo degli attacchi, perché è ovvio che nel momento in cui viene attaccato psicologicamente il figlio cambia atteggiamento all'interno della Certo. famiglia. Quindi sicuramente alla base ci sono dei genitori che sono sempre più distratti. Sai che però ci sono anche molti figli chiusi che si tengono per loro determinate cose. Certo, poi i genitori devono guardare bene quando uno sta in cameretta e non esce per ore e ore e ore. Forse una domanda te la dovresti fare. Però a volte i figli non chiedono aiuto sotto quel profilo, si chiudono a certo, riccio. la vittima difficilmente si apre per dire al genitore che ha un Ma questo problema. dobbiamo dirlo, ragazzi. Cercate Dovete di parlare, chiedere aiuto. assolutamente, parlate. chiedere aiuto immediatamente, non soltanto agli amici ma anche ai genitori, Ai genitori. agli insegnanti, Esatto. cioè spiegare quello che sta succedendo, e soprattutto vorrei dire una cosa e invitare i genitori a non consentire, soprattutto ai bambini, di avere il computer in camera. Senti, una domanda, poi se hai terminato. È proprio vero. Cioè, il computer deve essere in un Computer posto in diventa passaggio. una scatola aperta al mondo, ma Esatto. completamente ingestibile da parte Certo, del tu devi genitore. selezionare i siti di accesso ai bambini e ai ragazzi, devi possibilmente anche accompagnarli quando anche entrano i sui telefonini social ormai, network, capisci? e anche i Dovresti tenere telefonini. sotto controllo anche Daniela. quello. E quello diventa più difficile. La Chiesa potrebbe concorrere, per quanto ha ragioni e finalità diverse dalla scuola, ma potrebbe concorrere a forgiare la personalità di un bambino, la Chiesa. Beh, un tempo gli oratori erano il punto di riferimento Esatto. nelle città, nei paesi. La realtà è che i preti anche lì forse sono diventati sempre meno attraenti, perché non comprendono che i tempi sono cambiati, che i nuovi giovani sono nativi digitali, quindi hanno una metodologia di approccio con i coetanei e anche con gli adulti diverso, e quindi se non ripensano e non riprogettano il modo di fare oratorio, i ragazzi negli oratori non ci vanno più. È vero. Certo che potrebbero essere un ottimo punto di riferimento, io come? nella mia esperienza l'oratorio l'ho vissuto L'hai vissuta bene? bene, bello, mi sono divertito, ci sono passato quando avevo tempo, andavo a giocarci con gli amici, avevo il gruppo, calcio, ma avevamo un oratorio funzionalissimo, Certo. campi da calcio, da calcetto, Sono da sempre tennis, da stati punti basket, di da pallavolo. grande aggregazione. Assolutamente, Sì, va sì. bene. Allora il tema è vasto, potremmo stare qua e staremo qua martedì prossimo in realtà, perché tornerà Daniela Noli con noi martedì prossimo, alla quale auguriamo buona Pasqua, buona Pasquetta. Grazie, altrettanto. Rilassati, torneremo in forma, tu più di noi, perché noi saremo qui anche a Pasquetta, e il tema della pedagogia e comunque del bullismo e di tutto quello che è legato al mondo dei ragazzi, ma non solo, perché la pedagogia si occupa anche degli adulti e degli anziani. Insomma, l'educazione va sempre seguita in ogni fase della propria vita. Lo affronteremo in tante sfaccettature grazie a Daniela. Intanto chiudo, prima di salutarci, con dei messaggi SMS, perché voi mandate al 391 414 2741, ma molto spesso, anzi alcune volte succede che mandate gli SMS quelli canonici. Va bene, li prendiamo, li raccogliamo. Ciao Matteo, taglia i capelli al gatto morto, dice Valentino. Grazie. Non glielo farò fare. Mai. Perde i poteri come Superman con la criptonite. Buona giornata a tutti voi dalla sempre presente, e approfitto per farvi gli auguri per una buona e serena Pasqua a Liviana. Grazie Liviana, baci. E poi chiudiamo con questo messaggio, quello di Manuel. Ciao Manuel, che salutiamo, Manuel. E con quello di Alberto, che saluta il presidente Mameli e che fa i complimenti per la trasmissione. Grazie a tutti. Grazie. Ci sentiamo lunedì mattina, giorno di Pasquetta, puntuali alle 8. Grazie anche per questa settimana molto soddisfacente dal punto di vista degli ascolti. Grazie al presidente Mameli. Grazie, buona Matteo Pasqua. Bruni, altrettanto. Caro il Ci mio vediamo gatto lunedì morto. alle 8. Ciao. Divertitevi.
iscrivetevi, a lunedì.